favorita, penso che sia il Muravera, ha degli ottimi giocatori, ma mi sembra che anche l'Atletico Curi stia facendo molto bene e stia anche meritando i risultati. Parliamo della Serie D, anche la Serie D è iniziata, insomma tante squadre italiane, squadre sarde, e anche lì come il livello è meglio rispetto all'anno scorso, c'è qualche aspettativa in più? Non ho ancora visto niente, siamo all'inizio, ma mi sembra che sulla carta l'Avellino e Latina siano superiori alle altre a nomi. I risultati di domenica sono stati positivi per una e non per l'altra, però ripeto, mi sembra che il livello sia superiore a quello dello scorso anno. Come vede le Sassaresi? Prego? Come vede le Sassaresi? Ovviamente sulla carta. Non le ho ancora viste, ma mi sembra che il Latte Dolce in questo momento sia senza alcun dubbio superiore alla Torres, ma ripeto che siamo all'inizio, bisogna aspettare qualche giornata. Saremo ovviamente ancora di categoria, parliamo della Serie C, Olbia Arzachena, entrambe nel girone della Juventus B, quindi insomma questa novità, che campionato si aspetta, che stagione si aspetta dall'Olbia, soprattutto per esempio Setter, altri acquisti di livello. Mi sembra che tutte e due, sia l'Olbia che l'Arzachena, abbiano fatto due ottime formazioni, due ottime rose. L'Arzachena non è partita bene, ma secondo me è condizionata molto dal fatto che si giocasse e non si giocasse, e quindi insomma siamo all'inizio. Ovviamente saliamo ancora più su, non possiamo non parlare del Cagliari, 4 partite, 5 punti, la mano di Maran si inizia a vedere. Io ho visto la partita l'altro giorno, mi è piaciuta tantissimo, sono contento che ci sia qualche sardo che sta giocando molto bene come Barella, e quindi anche a loro auguro tutto il bene possibile. Maran è bravo, non lo scopro io. Commento proprio su Barella, tanti hanno detto Mancini ha fatto male a non farlo giocare nelle 2 partite contro il Portogallo e la Polonia, è d'accordo? Ma questo non lo so, senza alcun dubbio Mancini non è uno stupido, e nelle prossime partite giocherà sicuramente Barella. In chiusura, perché Marco Sanna oggi è in tribuna della partita e non seduto in panchina da qualche parte? Perché come al solito io ho allenato 8 squadre, 7 squadre in corsa, come al solito sono disoccupato inizialmente e spero di trovare occupazione al più presto. Questa è la prima partita che vedo e fino adesso ho visto 2 ottimi compagini.